L'arrivo a Mestre è stato il più morbido. Ad attendere il treno destinazione Italia con a bordo Matteo Renzi c'era una cinquantina di simpatizzanti che lo ha accolto con applausi, qualcuno però anche con l'inno Dio Bella Ciao, forse un velato invito a guardare più a sinistra. Quindi il segretario del PD si è recato alla cittadella dell'edilizia di Porto Marghera per una riflessione sul futuro di quest'area strategica e industriale. L'Italia è ripartita, punto. Chi vi dice il contrario vi sta raccontando delle bugie. L'Italia è ripartita. È ripartita non perché c'è stato un governo che ha fatto delle misure o perché ci sono degli imprenditori che hanno messo mano al portafoglio o perché i lavoratori hanno contribuito. Anche per questo, ovviamente. Ma l'Italia è ripartita perché quando tu stavi al meno 2%, adesso sei a più 2%, segnatevelo, il PIL del 2017 sarà molto più vicino al 2% che all'1% che ne raccontino. Quando l'Italia passa dal meno 2 al più 2, quando ci sono 986.000 posti di lavoro in più, e questo non toglie nulla alla necessità di difendere i 260 della Mantovani o gli altri colleghi delle altre aziende, vuol dire che qualcosa finalmente si è mosso. Si smetta di piangersi addosso. Io quando vengo in Veneto vedo della gente meravigliosa che mi spinge a rimettersi in gioco, come ha fatto Corrado oggi a Treviso, come fa Bruno della Texa a Monastier, come fate voi nelle vostre aziende, ed è anche il motivo per il quale andremo stasera nel distretto dei Giostrai, quindi siamo in linea con le indicazioni del Presidente di Confindustria, questa ora diranno chissà quale accordo segreto, ma quello che voglio dirvi è che c'è bisogno da parte di tutti di non piangersi addosso. E se noi non ci piangiamo addosso, io sarò anche considerato un ottimista che ce l'ha coi gufi, si lamentano tutti del fatto che faccio qualche polemica di troppo, che poi sono anche un tipo così tranquillo, non li dico mai, ma questo paese ce la può fare. Questo paese non può essere lasciato nelle mani di quelli che sanno soltanto dire di no, lamentarsi e non muovere un dito. Quelli che dicono daremo reddito di cittadinanza a tutti, sussidi a tutti, l'assistenzialismo a tutti, stanno distruggendo il futuro del paese. Il futuro del paese è di chi lavora, non di chi vive di sussidi. Non bisogna lamentarsi, dice Renzi, ma i giornalisti lamentano il mancato confronto a Venezia. Ecco la non risposta alle nostre domande. Non piangersi addosso in questa regione che vota l'autonomia, vuole l'autonomia. Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti, buon lavoro. L'azienda di qua che sta facendo la rete Uber. Abbiamo però tempi molto stretti. Ciao a tutti. Selfie, abbracci, parole con tutti, anche con la RSU dei lavoratori della Mantovani che rischiano il posto di lavoro per la mancanza di soldi per il completamento del Mose. A Padova Renzi era più disteso e si è concesso ai microfoni dei colleghi che gli chiedevano un commento sulle contestazioni ricevute a Conegliano e a Udine e anche su qualche dissenso in corso. Parlo con tutti, ha detto, anche con chi mi critica. Ultima tappa veneta del treno di Renzi, Rovigo.